Puntualissimi più che mai, buon lunedì, benvenuti a Corner, è il momento di commentare dopo tanto tempo una vittoria in trasferta del Catania. 2 mesi, se non ricordo male, era l'8 dicembre dello scorso anno quando il Catania vinceva l'ultima partita in trasferta. Lo faremo stasera come sempre con Carlo Breve. Buonasera Angelo e buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Angelo Patanè. Siamo appena scesi dall'aereo, io e Carlo, e subito catapultati qui, stiamo lavorando quasi quanto te. Quasi. Quasi quanto te. Grazie anche ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera, sono arrivati sulle ali del Gabbiano. Noi ieri eravamo sotto le ali del Gabbiano prima dell'inizio della partita, dopo alla fine finalmente abbiamo preso il volo. Adesso c'è una bella sorpresa per te, Patanè. Buonasera Giulia. Buonasera Angelo, buonasera allo studio, buonasera a tutti voi amici telespettatori. Vi ricordo che avete la possibilità di interagire con noi in studio tramite la nostra linea WhatsApp. Il numero è 342 771 2855. Molto bene, adesso dallo studio VIP ci colleghiamo con i cugini. Buonasera ragazzi. Buenos Aires e bentornati a tutti. Grazie a voi. Allora fra poco avremo modo di chiacchierare anche con voi, di vedere un po' di titoli di giornali particolari che abbiamo già intravisto. Nel frattempo però, prima di cominciare le nostre discussioni, vi chiedo qualche minuto di attenzione perché rivediamo quello che è successo ieri nella copertina montata dal nostro Ottavio Longo. Hanno di pizzicare una tarantella, hanno di pizzicare una tarantella. Soltare un giro, soltare un giro, soltare un giro della gonnella, della gonnella, della gonnella. Soltare un giro della gonnella. Buona domenica e buon pomeriggio ai nostri amici telespettatori, è un'esclusiva di Telecolor, siamo alla 26ª giornata del girone C di questa Serie C incredibile Carlo, perché lì davanti ci stanno davvero una vera e propria bagarre di squadre e oggi è il giorno invece di Monopoli Catania, partita che è iniziata con il calcio d'inizio battuto da Francesco Grandolfo, ricordiamolo, il cannoniere di questa squadra, Freddy Greco, ex rossazzurro. E ci ricordiamo a mettere attenzione, c'è la possibilità per il Catania di andare in contropiede, il tiro e il gol incredibilissimo, il gol del De Paoli, Andrea De Paoli che arriva pronti e via. Poi di tacchio la giocata incredibile, il destro a giro del numero 7 della formazione rosazzurra che si perde davvero di poco fuori. Vediamo un pallone velenosissimo, assolutamente limite dell'area di rigore. Bruschi la mette al centro, pallone che esplode, l'uscita, rimane. Il gol della Monopoli con Grandolfo. Roba incredibile. Il solito Nicolò Bruschi che adesso sostituisce Viteritti nella battuta dei calci di punizione. Bruschi, pallone che spiove, allontanato all'area di rigore, prima battuta, prova la girata, poi che paura perché la sfera che passa. Come ha calciato Berisio? Davvero. Mamma mia. Largo a sinistra, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, di testa arriva Roberto Inglese. E queste sono le fiammate che deve provare il Catania. Deve provare in pensierita. Attenzione perché poi Corallo può avanzare, palla al piede, Corallo la finta con destra e sinistra, la giocata e la parata incredibile di Samuele Vitale. L'angolo battuto, il colpo di testa, il gol incredibile, Meritato nel momento giusto. gol di
Gherardi. Meritato e nel momento giusto, da 10 minuti il Catania era padrone del campo. Il gol di Gherardi. Menez avanza, palla al piede, questo è fallo, questo è giallo. Tutta la vita. E difatti così è, perché arrivano anche gli spintoni, anzi proprio espulsione, cartellino rosso, perché sulla lunga rincorsa non hanno fatto assolutamente sconti, è uscito direttamente il rosso, il direttore di gara. L'arbitro proprio in questo istante fischia 3 volte, il Catania riconquista i 3 punti dopo un 2025 davvero turbato da troppi infortuni, turbato da troppe sconfitte, e lo fa contro la capolista Monopoli. Patanè, allora, eri stanco, eri troppo stanco, Patanè. Sono assassini, Non si come dicono come queste diciamo noi, no? Noi parafrasiamo spesso Johnny Stecchino quando quella scena pazzesca che dice assassino, ecco, eravamo stanchissimi, ma la pizzica di ieri racconta anche di retroscena che abbiamo vissuto con Carlo, con Angelo Pandolfo, siamo stati insieme pizzicati prima dell'inizio della partita dal direttore generale del Monopoli, che ovviamente salutiamo per l'ospitalità. Noi eravamo entrati all'interno della struttura, come facciamo quando abbiamo esigenza di fare un briefing preliminare, ma la struttura era aperta, e dopo aver conferito, parlato, scherzato anche con i tifosi del Monopoli che erano lì intorno alle 11 intenti a collocare gli striscioni, stavamo facendo uno speech per i siti e per Telecolor, e ci ha accolti probabilmente in maniera un po' brusca, perché ha ritenuto ineducata la nostra presenza, e probabilmente potevamo essere anche persone che con telecamere potevano anche collocare delle bombe all'interno della struttura. Così ci ha detto. Così ci ha detto. Poi siamo usciti e eravamo sotto le ali di questo gabbiano, e quindi dovevamo stare molto attenti. Poi all'uscita invece abbiamo rivolto i nostri cordiali saluti per l'ospitalità e poi per tutto quello. Per i 3 punti. Per i 3 punti. Però il calcio è una cosa strana, mentre quel frizzato di quell'immagine che ha una storia, non questa, siete cioè, ecco lì, non questa, ma quella di prima, è uno degli addetti allo scalo dell'aeroporto di Catania. Succede questo: prima della partenza ci incontriamo con la squadra, ci incontriamo con Toscano e Pastore, e abbiamo così, un bel confronto prima della partita. Ne parliamo con calma, Però questa volevo ringraziare. E ringraziamo, quello certo. Quel ragazzo grazie al quale siamo partiti, perché in realtà stavamo perdendo l'aereo, eravamo lì da 1 ora e mezza prima, non ce l'avamo accorti. Tanta era intensa la chiacchierata. Sì, la chiacchierata. Toscano scompare, ci saluta, noi vediamo ancora fila e restiamo lì, ci ha dovuto rincorrere e siamo andati insieme, ospiti di un bus soltanto per noi che ci aspettava per questa trasferta. Quando le cose devono andare in un certo modo, lo direbbe sicuramente uno molto meglio di me, che ieri pronti e via a distanza di pochi minuti, 120 secondi, ha fatto un gol, perché a volte il destino è strano, non segni mai, noi siamo sempre puntuali, stavo perdendo l'aereo, non segni quasi mai 120 secondi e ti presenti così. Avevamo detto nel pre-partita che poteva essere insomma la giornata in cui ritornava al gol. Volevo sentire, visto che sei stato compagno di Patanè di questa trasferta, così come di tutte le altre trasferte, quando andiamo a trasmettere partite in diretta, in esclusiva, in chiaro. Carlo, che impressione ti sei fatto della partita di ieri, in maniera molto sintetica? Ma sai, già dialogando con Toscano in aeroporto ho visto un uomo sereno, rilassato dal
dalla fine del mercato, dalla fine di questa giostra del mercato che sicuramente ha nociuto al Catania, no? Il Catania ha avuto delle grosse difficoltà in quest'arco temporale. Invece la fine del mercato sicuramente ha dato la possibilità a Toscano di lavorare per la compattezza del gruppo, dello spogliatoio, che è la cosa più importante, e in un momento di grandissima difficoltà con tantissimi giocatori out, il Catania ha tirato fuori la prestazione che aveva tirato ad Avellino. Lì non riuscendo a vincerla, qui invece finendo in crescendo anche dal punto di vista fisico. Il Catania ha meritato di vincere. Il Catania dopo, a parte i 20 minuti iniziali del secondo tempo dove ha subito il gol e un po' il cambio di sistema tattico del Monopoli, ha sofferto un pochino, dopodiché ha preso in mano le redini della partita e ha meritato di vincerla, sia dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. Questa è una risposta importante di un gruppo che ha ritrovato compattezza proprio dalla fine del mercato. Questa è la mia analisi. Alessandro, oggi durante Anteprima Corner abbiamo ipotizzato, più che altro poi sono stato io a tirarti per la giacca questa conclusione. Probabilmente forse la squadra finalmente ha capito cosa si deve fare nel campionato di Serie C, cioè l'essere troppo nobili, l'essere blasonati, probabilmente non paga in un torneo così complicato, dove i campi sono difficili, dove magari non ci saranno 18.000 spettatori sugli spalti, ma hai di fronte a un avversario che morde le caviglie. La Serie C secondo me non può prescindere innanzitutto da una mentalità specifica per questo tipo di campionato e questo tipo di girone, perché il girone C è un girone a sé stante, non si può prendere a paragone né col girone A né col girone B. Quindi deve avere la capacità di costruire un gruppo granitico con quella mentalità e poi avere quelle 2 o 3 individualità che ti fanno vincere le partite. Quindi partendo da questa base, è chiaro che stiamo parlando di una partita, non può essere ovviamente valutata come campione generale di questo campionato del Catania, però dobbiamo prendere di buono questo aspetto, perché ieri si è visto in maniera assolutamente evidente, e andare a migliorare sia nella qualità del gioco che ovviamente nel recupero di tutte le indisponibilità che il Catania ha dovuto sopportare da più partite a questa parte. Anzi, se la regia ce lo può mostrare, abbiamo preparato proprio l'elenco degli indisponibili. Subito? Sì, se ce lo può dare la regia. Ecco qua. Il lazzaretto del Catania. 10 indisponibili nella partita di ieri, 2 portieri, poi Di Gennaro, Quaini, Frisenna, Sturaro, Lunetta, Stoppa, Dalmonte, Montalto. Insomma, una lista infinita che andrà fatta dimagrire da qui alle prossime settimane per portare su quella base mentalità, gruppo compatto, capacità di adattarsi anche alle partite quando è necessario e alzare il livello qualitativo, che da quella lista sicuramente ci sono degli interpreti che questo tipo di aspetto lo possono aumentare. Alessandro, c'è una domanda che arriva da casa a proposito, sì, non è ancora uscita fuori. Quali sono le possibilità che qualcuno di questi giocatori magari da qui a breve possa tornare di nuovo disponibile? Allora, se torniamo ancora sulla lista degli indisponibili, è chiaro che Quaini e Frisenna hanno scontato la squalifica, quindi sono disponibili a partire dalla partita con la Casertana. Stiamo parlando degli squalificati. Sì. Della lista invece degli infortunati, forse, ma diciamo in maniera un po' forzata, potrebbe tornare tra i convocati Stoppa domenica, ma sarebbe comunque a mio avviso una convocazione solo di presenza. Di presenza a gestire con estrema cautela, perché proviene da un infortunio muscolare. Per il resto non credo che ci siano alcuno di quelli di quella lista degli infortunati possa recuperare. Allora, un attimo, ragazzi, ho 20 secondi e dobbiamo andare in pubblicità. Allora, Giulia, tu tieniti pronta, al rientro dalla pubblicità partiamo con i messaggi e poi la considerazione che Patanè aveva pronta la faremo sentire fra non molto, intanto qualche momento di sosta.
Allora, eccoci di nuovo insieme a Corner, ripartiamo come promesso da Giulia con i messaggi da casa. Iniziamo da Gaetano da Mascalucia che scrive: buonasera, ho visto più impegno ieri a Monopoli, devono continuare così, basta fare un filotto di 4 vittorie e ti ritrovi al secondo o al primo posto. Bravo Corallo, forza Catania sempre. Poi Vincent, sera, nella ripresa il Catania sembrava avesse paura di perdere per 20 minuti, poi i cambi sono stati decisivi, Corallo e Anastasio, corner perfetto per rimanere in tema. Anima rossa-azzurra 63. Buonasera, forse ieri è ricominciato il campionato. Dove si arrivi non si sa, ma dobbiamo comunque remare nella stessa direzione adesso. Una vittoria per alzare il morale dopo tanti risultati negativi. Marco da Scilli Chienti. Buonasera da Michele, bella vittoria. Ora forza ragazzi, testa in giù come un treno. Poi ho una domanda da un telespettatore, più che altro è anche una considerazione e ve la faccio. E scrive: buonasera, sarebbe stato più probabile commentare un'altra sconfitta stasera che altro. Chiedo allo studio, ma chi è veramente questo Catania FC? Quello contro il Latina ad esempio, quello contro la Juventus Next Gen o quello di ieri? Lo scopriremo chiaramente nelle prossime settimane. È un Catania riveduto e corretto perché ha pulito le scorie che c'erano e ha messo dentro delle forze fresche. Ricordiamoci che ieri mancava Frisenna, mancava Dal Monte, diciamo nuovi acquisti che a mio avviso in piena efficienza daranno un contributo importante. E la controprovocazione la faccio io. Qualcuno ieri ha avvertito l'assenza di Castellini? Sinceramente. Assolutamente no, Alessandro. Ma qualcuno ha avvertito l'assenza di Finotto ieri in attacco? Non puoi. Dico Finotto per dire uno dei tanti nomi. Okay, però, no, rispondi sì o no. D'accordo Alessandro, però non possiamo. Dimmi sì o no. La risposta è no, perché la partita di ieri Carlo? è una partita dove il Catania ha vinto, anzi potrei dirti, rilanciare e dire che a volte dalle situazioni... O di Lescano. Esatto. Situazioni apparentemente drammatiche possono uscire fuori delle opportunità, perché altrimenti noi non avremmo mai visto uno dei giocatori che per me mi è parso tra i più forti che ha il Catania e aveva in organico. Gherardi. O voglio dire Corallo. O Guglielmotti della partita in casa con Giuliano, che allora, sembrava ormai un giocatore che aveva completato il suo ciclo a Catania. Posso fare un ragionamento? E quindi, perdonami, è correttissima la valutazione che ha fatto Carlo, cioè il mercato chiuso ha ristabilito un equilibrio generale all'interno dello spogliatoio. Ci voglio tornare per un attimo sul mercato, perché il mercato del Catania in realtà apparentemente così è fortemente criticato per quello che è apparso agli occhi di tanti, ci porta a considerare una breve riflessione, e cioè dobbiamo capire se dobbiamo scandalizzarci per i 6 milioni di disavanzo che erano stati quelli dello scorso bilancio del Catania, e a quel punto una levata di scudi contro chi ha gestito così male il patrimonio, oppure dobbiamo congratularci se quel tipo di disavanzo, a quell'errore che è stato commesso, si è provato a creare un argine. Il mercato del Catania è andato in questa direzione, che a me sembra la direzione di una società che vuole ricostruire, che vuole restare, perché è troppo facile spendere, andare ancora con altri... Posso dirti una cosa in più, a mio avviso? Sì. Allora, questo mercato di gennaio è un mercato fatto di realismo. In che senso? Nella considerazione di quella che era la situazione a gennaio di classifica, e quindi con una distanza siderale dal primo posto, innanzitutto pianifichi, svuoti l'eccedenza, crei delle provviste anche in funzione della campagna di rafforzamento per il prossimo campionato. Quindi sono operazioni con quella proiezione, ivi compresa l'operazione Castellini, che al verificarsi alcune condizioni facili porterà al riscatto da parte del Pisa di Castellini per 1 milione di euro. Ok, quindi qualche anno fa. Io so cosa ne pensi della partenza di Castellini, però dobbiamo anche guardare tutto nella sua interezza. Assolutamente, perché anzi volevo sorprenderti per dirti che qualche anno fa qualcuno ci disse che non si può fermare il vento.
È ovvio che la partenza di Castellini nasce da una presa di coscienza dello stesso giocatore che anche in questa stagione avrebbe dovuto faticare per poter avere quello sbocco verso la Serie B e poi probabilmente verso altre proiezioni che magari lo avrebbe gradito avvenisse col Catania. Quando si è reso conto che neanche quest'anno c'erano le condizioni, mi è parso normale per il ragazzo, non dico chiedere, ma essere d'accordo ad essere ceduto e cercare magari la fortuna altrove. Proprio per posso chiudere, dire una cosa in più? Alessandro, proprio per il chiudere. valore di Castellini, il valore di mercato di Castellini, secondo te, dalla fine dello scorso campionato a gennaio è aumentato o è diminuito? Diminuito. È diminuito. Perfetto. E Cosa sai se in questo altro quadrimestre di campionato il trend di Castellini, per Alessandro, carità, ci può stare, è un ragazzo in fase di All'inizio formazione. dell'anno si parlava di 2 milioni di euro. Perfetto, No? Non perfetto. doppio. Non Ma voglio cosa fare, sai però. se in questo quadrimestre il trend della stagione di Castellini sarebbe rimasto lo stesso e quindi addirittura andava a svalutarsi ulteriormente? Quindi Però non è possiamo un'operazione fare, che devi Alessandro, anche ragionare. questi ragionamenti. Sì, e sì, poi no, è potrei- per dirle. Però, ragazzi, potrei dirti, dobbiamo andare oltre. esatto, Dobbiamo potrei cercare di dirti, andare allora, oltre. chi mi dice che in questi 4 mesi raddoppiava? No, qui Ma c'è questo una nessuno lo può prestata. dire, ci mancherebbe se altro. Le ragioniamo valutazioni devi fare se ragioniamo in allo termini- stato 3 attuale. febbraio. Allora, il 3 febbraio è giusto che Castellini vada perché è giusto dare a questo ragazzo la possibilità di esprimersi altrove. È giusto che il Catania faccia una plusvalenza, è giusto che il Catania, in considerazione di quelle che sono state le situazioni che si sono create quest'anno, provi ad alleggerire il carico, chiamiamolo così, tributario all'interno di questa società, il carico di stipendi e faccia quello che abbia fatto. La reputo paradossalmente forse una delle prime operazioni coerenti con quelle che possono essere delle scelte di costruzione e non di demolizione. Poi possiamo dire che tutti quanti avremmo voluto qui Lescano piuttosto che altri giocatori, ma dobbiamo renderci conto che probabilmente anche quest'anno sarà un anno di transizione. Allora, È la cosa allora, più no, importante. No, Alessandro, non mi Sì. interrompi. Perché su- Patanè, no, non devi essere così. No, però su quelle defezioni nate dagli infortuni, al di là del fatto che ci sono, è giusto che la società analizzi anche gli aspetti dei perché è inutile dire abbiamo avuto... Già il trasloco a Mister Bianco credo che sia comunque un'indicazione. Perfetto, e allora se... No, non fai questo tipo di operazione. a campionato in insieme corso. al rientro, quando rientreranno gli infortunati, ci mettiamo pure una maggiore attenzione affinché questi giocatori non si infortunino con tanta frequenza e magari prima di essere messi in campo vengano verificati, perché abbiamo visto 2 situazioni, chiamiamole così, borderline, di giocatori pronti e via, entrano in campo. Ma quello purtroppo è il frutto dell'emergenza, perché hanno dovuto giocare a Cerignola, Dal Monte e Frisenna per via di tutte le assenze che si erano. Dal Monte. Ragazzi, non è... De Paoli idem ieri, cioè Esatto. De Paoli Entra. pronti via deve giocare subito E poi perché c'è l'affaticamento, falcidia vediamo un po'. gli attaccanti. Potremmo andare avanti a non Tutta la finire. serata. Però Anzi, dipende potreste anche- andare avanti a non finire. Dipende anche dal vissuto di questi calciatori che hai acquistato. Ieri avete visto per caso concludere la partita con crampi No. a Del Fabbro? No. O Allegretto ha accusato, se non nella parte... piccola flessione, Però, fisica, dico, mi normale. sembravano 2 atleti subito Messi pronti integri. e rodati. Per giocare. Allora, siccome abbiamo poco tempo, vorrei fare anche la moviola che settimana scorsa abbiamo un po' trascurato e poi magari ci proiettiamo ad altre cose. Vado dai cugini perché così siete attenti, vero ragazzi? Sempre. Come fai a non essere attento con Patanè? Come fai? Poi ti interroga all'improvviso a saltare la domanda. Allora, mi dite, mi fate vedere un paio di prime pagine, due soltanto. Due titoli. Esatto, cominciamo da questo giornale che è un po' cambiato perché era... Diciamo che è un'altra alternativa della stessa Esatto, Suo perché cugino, era è suo cugino. da Fatto Quotidiano al Soddisfatto Fatto Quotidiano, perché lo sappiamo ormai da
tempo, siamo sempre soddisfatti. Che titola? Mercato da urlo, la sessione invernale si conclude facendo i tarischighi a tutti i tifosi. Il vicepresidente Grella torna da Milano con una serie di 2 di picche superiori a quelli che potrebbe avere Patanè, che tende di attraccare da ubriaco al Banagher. Una serie illimitata. Però. Il Catania ha infatti tentato di convincere una cinquantina di giocatori a vestire la maglia rossa-azzurra. La risposta è stata sempre la stessa. No grazie. La salute fisica, ma soprattutto mentale, prima di tutto. È come dargli torto, qua vengono dopo mezzo secondo. Passiamo a un nuovo giornale. Nuovo giornale, questo è il giornale che parla di tecnologia, applicazioni varie. Che si chiama? Applicazioni Peppassoloni. Sì. Dopo il successo dell'app Vinted, utilizzata da molti per vendere roba di seconda mano, l'FC Catania ha creato Vincent, l'app per vendere e comprare giocatori ormai logori e o usurati. Andrà sicuramente scaricata sia su Android che da ovunque. Non so. Abbiamo finito con questi 2 giornali, ragazzi. Sì, siamo stati velocissimi. Brevi e circoncisi. Grazie. Allora io mi devo fermare. 2 messaggi soltanto da parte di Giulia, solo 2 senza domande. Giulia, ti prego. Solo 2 senza domande. Ok, buonasera. Ieri dopo l'ingresso di Corallo si è vista un'altra squadra, grande personalità e sono tanti i messaggi che esaltano Corallo. Patanè che ronfa non ha prezzo, per il resto forza Catania. Quindi ancora grazie Giulia. Io a Pandolfo lo uccido. Non è vero. Allora, la telecronaca non mi pare che dormisse, era abbastanza era carico a palla. Ore di Ci fermiamo, ma per pochissime. Dopo riprendiamo dalla Moviola e vediamo qualche episodio particolare della partita di ieri. A dopo. Allora, adesso c'è il momento della Moviola per intanto un aggiornamento analizzare la fine partita. primo tempo, Casertana, Cerignola 0-0. La Ternana vince 2-1. 2-1, doppietta di Cicerelli. Sì. Allora, vediamo un po' di episodi della Moviola rispetto alla partita di ieri. Cominciamo subito col gol del Catania perché gol di De Paoli. Pronti via, c'è stato questo gol. Episodio numero 1, Moviola numero 1. Sì, lo vediamo insieme, eccolo qui. Qui Freddy Greco che sbaglia questo alleggerimento, De Paoli prima dà la sensazione di aspettare Inglese e poi invece si crea questo varco. Ma qui la complicità però secondo me del portiere. Sicuramente sì, però tira in porta e comunque è giusto provarci, perché spesso assistiamo a manovre che non si concludono per delle scelte. Devi andare in porta con la palla. Non condivisibili. Qui l'attaccante deve fare l'attaccante, intanto tira e poi ci può stare anche l'errore del portiere come nel caso di specie. Ricordiamo che Vitale è uno dei migliori portieri di questa categoria. 15 gol subiti prima, cioè 13 gol subiti prima della partita di ieri. E non solo, tante partite finite 0-0 grazie o comunque con la rete pulita proprio per i suoi interventi che lo portano a stare sicuramente sul podio tra i migliori portieri della Serie C. È anche vero che quando il pallone deve entrare, Alessandro Carlo di partite ne ha giocate tantissime e da allenatore ne ha fatte altrettante, forse molte di più, entra, è inutile. Ieri De Paoli è stato un po' il karma al contrario del Catania. Noi abbiamo visto che ha segnato questi 2 gol Cicerelli, uno che da noi non segnava neppure con l'altro. Vabbè, segnato, ma sì, non ha segnato come sta segnando quest'anno. Una regolarità impressionante. Il Catania lo ha ricostruito Cicerelli. Cicerelli veniva da un lunghissimo periodo di inattività, poi pronti e via, ha dovuto avere il tempo. A singhiozzi abbiamo visto Cicerelli perché si vedeva qualità tecniche incredibili. È vero. Giocatore di altra categoria, non c'entra niente con la Serie C Cicerelli. Assolutamente. E poi arriva invece De Paoli e fa una ciabattata che comunque nell'ottica della sua giocata probabilmente è proprio quella giocata anomala che mette fuori tempo Vitale, perché Vitale probabilmente si aspetta
che da lì troppo facilmente deve passare il pallone dritto per dritto, ha subito in corsa tutto il fronte offensivo del Catania e dovrebbe probabilmente scaricare sulla sinistra, invece lui si accentra a destra, tira quel tiro fiocco totalmente, era spento, gli rimbalza davanti a Vidale e fa il gol. Quel campo ieri non era perfetto, Patanè, assolutamente. Guarda, visto magari dall'alto dava l'impressione, però vedere scorrere il green, invece vedere scorrere il pallone, anche Corallo quando ha avuto la sua occasione. C'è stato un momento in cui il pallone è saltato un po' strano. Ora lo vediamo. Adesso lo vediamo. Però posso dirti una cosa, il campo era buono, non era asciutto. Invece Angelo era proprio asciutto, e c'era stato sole, noi eravamo andati lì alle 11, avevamo visto comunque il campo potrebbe essere stato anche, sarà stato anche asciutto, però non credo fosse quella la causa, perché aveva dei rimbalzi strani, un po' troppo strani, visti, almeno noi abbiamo visto in TV. Abbiamo il prossimo episodio numero 2. È la conclusione di Di Tacchio al 14° del primo tempo. C'è questa uscita incerta del Monopoli e guardate, carica di destro Di Tacchio, per poco non c'entra il bersaglio. Conclusione qualitativamente pregevole. Qui, tra l'altro lui è un mancino per calciare bene col destro. Di destro. Qui però Vitale ha dato la sensazione di essere sulla traiettoria. Alessandro, se fosse stata le ragioni del crollo in molte partite del Catania, probabilmente l'assenza di Tacchio lì in mezzo al campo è una di quelle più significative. Ad averli giocatori come Di Tacchio, che suppliscono anche probabilmente a un livello tecnico non eccezionale, con una grinta, con una cattiveria, con senso una presenza, tattico, fisicità, con una presenza, struttura fisica incredibile. Rincorre tutti quanti i palloni, sta sempre ha avuto quella sbavatura sul gol del Monopoli, però per carità molto simile a quella che c'è stata nel primo tempo per il gol del Catania, insomma, sì, quando si perdono palloni, Tacchio, meno grave, un po' meno grave, più grave quella di Greco assolutamente. Vediamo, mi permettete, cioè, differenza tecnica fra Di Tacchio, assolutamente, nessuno sta contestando questo. Vediamo la munizione a De Paoli. Sì, anche a testimonianza, diciamo, della garra che ci ha messo De Paoli, l'episodio numero 3 lo testimonia, perché c'è questo contatto con Angileri, lui per difendere il pallone apre l'allettone e colpisce al volto, anche se accentua, a mio avviso, il difensore del Monopoli la situazione, e l'arbitro, che devo dire ha diretto con coerenza, ha sbagliato qua e là, però è stato lineare nella sua condotta di gara, il signor Turrini di Firenze, che è un candidato a salire di categoria. Lo dicevamo in apertura ieri di telecronaca, è uno dei migliori arbitri che al momento la Candici ha a disposizione. L'abbiamo avuto a Caserta, aveva avuto anche in quindi anche un portafortuna in qualche modo. Rimane al netto di quell'esperienza un arbitro che ha diretto bene la partita, è stato sempre attento, poi sbavature, non comprendiamo l'espulsione di Toscano, ma questo lo diciamo proprio perché è strano che venga probabilmente espulso. avrà avuto una segnalazione dal suo uomo. È strano che venga espulso l'allenatore al quale ti hanno fischiato un fallo a favore, quindi l'espulsione. Cioè, ti espellono di solito è l'allenatore della squadra che ha subito probabilmente è andato in escandescenza Toscano nel sollecitare quel tipo di intervento dell'arbitro, e anche qui la coerenza, se così fosse, del direttore di gara, che non vuole suggerimenti dalla panchina, soprattutto con gesti particolarmente evidenti, e correttamente, se questa è la ragione, ha estratto anche il rosso. Vorrei vedere adesso il gol subito dal Catania. Stavo dicendo, rimprovero a Turrini su tutte, ma ripeto, la prestazione è stata più che sufficiente. Un fallo o presunto tale fischiato a Corallo nel secondo tempo sulla destra del fronte attacco del Catania, assolutamente inesistente, e Corallo stava andando dritto verso la porta del Monopoli. È vero, lo ricordo. Quella mi è sembrata proprio la svista più evidente. L'unico momento in cui Turrini non era sulla direttrice perfetta, si è fatto ingannare al movimento del difensore e nel dubbio ha fischiato fallo a Corallo. Anche noi abbiamo avuto la stessa percezione, non era fallo, ma non lo reputo un errore macroscopico. No, assolutamente. Era un arbitro che ad averli così
uno che dialoga in campo, uno che prima di estrarre il cartellino giallo Raimo lo ha graziato, tra virgolette, Più di una volta. lo ha raccomandato 2 o 3 volte prima poi di ammonirlo. Allora, però volevo dirvi che entro le 9:30 dobbiamo Va bene, chiudere la Moviola, quindi andiamo sul dobbiamo andare 4, veloce, Moviola 4, il gol Moviola del 4, Monopoli. adesso. Andiamo. Abbiamo preannunziato poc'anzi appunto la dinamica di questa azione balorda, si è vista ovviamente con gli occhi del Catania, la Moviola numero 4. Arriva, già la vedo pronta, sta dovremmo per vedere a momenti. partire sul... È il gol del Monopoli. Il gol del Catania, adesso il gol del Monopoli. Qua. Eccolo qui. Siamo già oltre l'errore di Di Tacchio, guardate Bruschi che sbaglia sostanzialmente il cross e poi, a mio avviso, Anastasio, che è l'uomo più vicino al palo dopo che il pallone rimbalza, non è cattivo il dovuto con Falzerano, che invece riesce a giocare il pallone a favore di Grandolf. Qui si poteva fare molto di più. Tra Di Tacchio, Dini e Anastasio qualcuno secondo me poteva... Guardate, qui abbiamo bloccato l'immagine. Esatto, guarda Anastasio. Perché qualcuno di... Anastasio poteva andare col destro anziché cercare il pallone. Peccato che non si vede completamente. Qua la potresti un po' vedere, meglio. Carlo. Guarda. Lui si disinteressa di Falzerano, guarda solo la palla. Secondo me poteva Senza fare vedere. molto di più. Poteva guardare palla e uomo. Giusto. Partiamo però dal cross sbagliato, o meglio, non sappiamo perché È un cross sbagliato, esatto, 100%. è uno che però di assist ne Però ha Dini, ne ha però fatti Dini, sei. però Dini Prende qua... collo esterno di sinistro. Dini secondo me la può qua- leggere meglio. sì, Viene sorpreso anche lui. Sì. Però se guardiamo sotto la lente di ingrandimento questo gol che prende il Catania, allora cosa dovremmo dire dell'errore di Vitale? No, dovremmo Mancherebbe scandalizzarci. ma ci mancherebbe Qui, altro. cioè, Però un ci tiro- sono 3 situazioni che si potevano prevenire. ma però Ammesso che Di Tacchio sbaglia il pallone in uscita, ma per lo sviluppo dell'azione c'è la possibilità di chiudere su Bruschi, la possibilità di Dini di fare magari qualcosa in più e quella di Anastasio di impedire a Falzerano di giocare il pallone per Grandolf. Alessandro, è stata una delle imprese più difficili ieri. del Perché è un Catania. grande giocatore, Perché è un grande giocatore nel senso per il contesto di questo campionato. Sicuramente. È strano che Colombo lo abbia tenuto in panchina. Ma secondo me era una scelta voluta per poter strappare Poi il secondo tempo. L'ultimo segmento di però partita. rimane Allora, probabilmente un uno ultimo dei migliori. episodio prima di fermarci, obbligatoriamente. Vediamo l'azione di Corallo? Vediamo. No, cioè, vediamo poi l'infortunio, poi proseguiamo, dai, ok. perché Il non numero riusciamo 5, a farlo. Il numero 5, Il infortunio numero 5. di De Paoli, che poi in realtà infortunio post partita abbiamo saputo che non è, ma è un affaticamento, evidentemente Qui già si sta toccando, vedi? era già oltre il limite di minutaggio che poteva garantire. Il problema lo avverte quando va giù. Per ricadere, si tocca il flessore. Però poi lui stesso a fine gara ha detto che è un affaticamento, quindi niente di particolare. Sì. Allora, adesso ci fermiamo, vado da Giulia. Noi amici ci fermiamo per una pausa caffè, torniamo subito da voi, restate con noi. Allora, concludiamo con la Moviola e partiamo dalla parata. per dire, Concludiamo ce ne la sono Moviola Altri soltanto. 4 episodi. Altri episodi, dai. Va. Andiamo Vediamo- sulla numero 6 che evidenzia l'ottimo intervento di Dini che riscatta quell'incertezza sul gol del Monopoli con questa parata su Derisio che calcia benissimo, coordinazione perfetta di Derisio, questa rasoiata che arriva tra tante gambe e Dini è bravissimo e reattivo a capire la direzione del pallone e a tuffarsi in maniera... Una grande parata. Sì. Alessandro, non è un'incertezza quella di prima di Dini. Io continuo a pensare che se parte un cross sbagliato mette fuori gioco un po' tutta quanta la linea difensiva. Sai cosa, Angelo? Ti Bruschi- lascia la sensazione Che poteva- che non ha fatto il massimo. e- Poi non la prende mi per lascia- 1000 motivi, mi ma lascia la sensazione che resta
che poteva fare qualcosa in mi più. lascia la sensazione, poi magari il gol lo prendi lo stesso. Però positiva la prestazione ieri di Dini. mi lascia la sensazione veramente positiva. che Questa se parata Bruschi- salva il risultato, perché sei La 1-1, sicurezza, personalità, sei voglia 1-1, di sei guidare la sotto difesa, si fa pressione, e sentire. questa parata Dini ha poi fatto è finora il presupposto bene. per la vittoria. la controprova, se Bruschi crossa bene, Dini la para, lì Bruschi la tira così, pallone che prende una Però parabola, perdoni, il portiere deve essere pronto a tutte le situazioni. che allora non si fanno mai No, gol. ci mancherebbe altro. Vabbè, ma i gol nascono sempre da un errore, no? Ho premesso che magari il gol lo prendi lo stesso, ma lascia la sensazione che non ha fatto il massimo. Questa è la Io ho mia l'impressione che comunque tutta la valutazione. difesa non abbia fatto il massimo Ci sono su più quel errori, pallone, ci sono perché più errori. è un pallone Partendo dal cross che sarà stato pazzesco calciato di male, scusatemi, ma era leggibile perché la No, è stato difesa... calciato male, ti mette fuori Ho gioco, capito, ti mette fuori. però gli altri, fuori gioco. i centrali difensivi del Catania sono stati alle spalle e non davanti gli avversari, e quindi vabbè. Forse l'unico che poteva fare un po' di più forse era Anastasio, perché poi la palla è talmente sbilenca sta palla che va a sbattere sul palo. Poteva anche entrare, poteva fare gol direttamente, la colpa non è di nessuno. Certo. Adesso Andiamo vediamo il prossimo. sull'azione dai. di Clarence Corallo, Sì. moviola numero 7, ribadiamo la prestazione molto molto positiva A volte parlo anche di da Clarence solo, Corallo. scusami, ma Sì. rispondo anche Ecco qua, al telespettatore a casa. parte, rientra e poi qui Vitale è bravo, ma per carità azione pregevole quella di Corallo, ma la poteva fare girare un po' di più. Tutto fatto bene, troppo scolastico il tiro, Sì, poca qua Jimenez- cattiveria qua Jimenez nel gli dà tiro. una palla perfetta. Corallo che ha Poi fatto lui è bravo. Corallo che ha fatto benissimo 20 Sì, minuti, ma anche aveva fatto benissimo la volta scorsa. Ieri Il ragazzo di deve più. continuare a Ieri lavorare di più. così, non Veramente enfatizziamolo. A Cerignola è Piedi per entrato su una terra, situazione difficile, in piedi un per in terra, meno. ma ha grandi qualità dal punto di vista fisico, organico, di forza È e un anche 2005, tecniche. ricordiamo, marzo Deve 2005. lavorare, continuare a lavorare con questo piglio senza... Ma Toscano un paio di Andare- conferenze stampa fa, pre-partita Ne aveva l'ha parlato. detto, cioè, Corallo sta Non facendo- enfatizziamolo, Sì, però continuiamo sta a farlo crescendo, stare tranquillo, sta crescendo. Ha avuto paura. Deve avere più consapevolezza, secondo Vabbè, me, questa l'acquisisce e un po' giocando. più di spavalderia. Certo. Vediamo. Secondo me lui ce l'ha la giocata che la può mettere Esatto, sul a giro. secondo palo. Ha avuto un attimino di timore, che sto facendo? Sto facendo gol, faccio vincere? Secondo me sì. L'avesse messa rasoterra andava sicuramente in porta. Cassano li fa gol alla sua età. Perché è più un po' di ignorante. ignoranza calcistica. Sì, è più ignorante e fa gol lì. Allora, lui vediamo- deve avere questo tipo di ignoranza calcistica. Vediamo adesso il Andiamo al gol gol del di vantaggio del Gherardi. Catania, quello Sì. vittoria, no? Che nasce da un angolo di Anastasio, questa sponda di Inglese che letteralmente apre la porta del Monopoli, secondo me è decisiva la sponda di Inglese, perché taglia tutti i difensori e il portiere, e poi Gherardi è bravissimo nell'inserimento, rischia anche di sbattere contro il palo, ma ha coraggio e trova lo spunto per buttarla dentro. Prima di questo è decisivo per me lavorare insieme a Carlo Breve, perché essendo un allenatore di quelli... Avete visto, perdonami, la porta come trema? Guarda, guarda qua. perché non c'aveva un corno. Stava per crollare. Carlo si accorge di una sfumatura che era sfuggita un po' a tutti quanti. E vorrei... Sta andando a calciare l'angolo De Rose, subito Toscano dalla panchina gli urla no, va a calciare Anastasio. Il mancino. E l'ha spiegato poi immediatamente. anche Toscano ieri nel post partita. Ottima notazione. Va a calciare chi prova durante la settimana, chi è Perché deposto comunque questo a è uno calciare. schema. Sì, questo è uno non schema. c'è dubbio. Non c'è Chiudiamo- Più volte chiudiamo- il Catania ha fatto nelle ultime giornate questa Sì, situazione. sì. Anche nel primo tempo l'avevano provata. Assolutamente. Allora, andiamo a L'ultima chiudere è con l'ultimo l'espulsione episodio. di Derisio. Sì. Arriva all'87esimo, fallo bruttissimo su Jimenez, e Turrini, per non sapere né leggere né scrivere, dice a Derisio: ti caccio, perché sai cosa, Angelo? L'altezza del piede di Derisio rispetto al ginocchio di Jimenez, quello secondo me è Adesso lo vediamo, poi guarda, l'indicatore dell'espulsione. nella prossima immagine vedremo come, eccolo qui. Guarda la È il gamba di momento. Derisio e il ginocchio di... Guarda, Ci va proprio hai capito? diretto. Quindi questo secondo me è fallo da rosso, ha fatto bene Turrini. L'impressione che avevo avuto sulla dinamica in diretta è che fosse giallo tutta la vita.
Poi, rivedendo la moviola, mi sono accorto che l'interpretazione era giusta. È lì che Toscano esercita quel pressing audio nei confronti del direttore di gara che Turini non apprezza, quindi rosso da una parte, poi richiamato al quarto uomo, rosso dall'altra. Allora vorrei adesso... Questo significa che Toscano non potrà sedere in panchina domenica. Era in diffida. E quindi in ogni caso rosso diretto, è un turno. salta. Quindi ci sarà Michele Napoli, che è il vice di Toscano, a dirigere le operazioni. 2 messaggi, 2-3 messaggi, poi vorrei sentire i cugini. Ok, buonasera, a parte il solito momento di buio in difesa, ho visto una squadra determinata e in buona forma fisica. Se recuperiamo tutti, ce la giochiamo alla grande. Ah, come si sente la presenza di Di Tacchio. Finalmente una bellissima domenica, ci voleva ieri. Grazie per la bella prestazione da Carlo, Forza Catania. Buonasera, io ci credo perché il Catania ha il calendario più agevole di tutti. Infatti ha già incontrato tutte le prime della classe. Adesso incontra la portata. Vai Catania, Sebastiano da Belpasso. Però c'è anche chi ci scrive: non ci saltiamo troppo, perché non mi ha fatto niente. Anche. Quale pensate possa essere realisticamente l'obiettivo della stagione del Catania alla luce del calciomercato? Non penso che con questa rosa si possa ambire al salto di categoria, da Lucio. Intanto Al primo posto lasciamo stare. Se ci favorisce la classifica, la regia, vorrei riproporre una considerazione che abbiamo fatto oggi durante anteprima. Sì. Che sulla classifica dobbiamo dire che non è aggiornata perché si sta giocando la partita tra Casertana e Cerignola. Allora, il Catania ha fatto, diciamo, da classifica sul campo ne ha fatti 39, ma ne ha 38 punti in 26 giornate, che significano 1,46 punti di media a partita. È chiaro che per avere delle ambizioni qualificate in questo campionato la storia ci insegna che devi viaggiare almeno a 2 punti di media a partita. Il Catania deve giocare 12 partite, 6 in casa e 6 in trasferta, deve affrontare tra queste 12 partite Taranto e Turris, che insomma sappiamo un po' come stanno andando queste due squadre. Il ragionamento che vi sottopongo è questo: se il Catania riesce a mantenere in queste 12 giornate da qui alla fine della stagione regolare la media punti almeno di 2 a partita, sono 24 punti, sommati ai 38 significa chiudere almeno a 62 punti. Per quello che è il trend di questo campionato, io credo che con 62 punti il Catania potrebbe guardare anche al quarto posto. Se riesce in questo tipo di percorso, il Catania avrebbe non solo una migliore posizione in classifica rispetto a quella attuale, ma costituirebbe a se stessa una scia di positività per affrontare i play-off con un altro piglio, con un'altra convinzione. Questo passa non solo dalla conferma di questo atteggiamento che abbiamo visto ieri, ma ovviamente dal recupero di tutti i giocatori a disposizione e nel rilancio di alcuni giocatori, vedi Luperini, che finora hanno dato poco o nulla e che invece secondo me in questo segmento di stagione possono dare dimostrazione delle proprie capacità. Soprattutto con le ultime innovazioni del sistema, perché adesso sta giocando con un centrocampo a 3 piuttosto che a 2, Di Tacchio sta giocando proprio da play davanti alla difesa, play con caratteristiche diverse del classico ragioniere, play proprio giocatore che gioca davanti alla difesa per fare una diga, con 2 mezze ali di qualità e di incursione. Luperini potrebbe trovare sicuramente Poi spazio. immaginate, Posso rispondere alla domanda, sì, no. alla tua considerazione? Sì. A me importa che quest'anno il Catania comunque approdi nella griglia dei playoff. Fare contabilità in questo momento mi sembra una circostanza rischiosa, perché siamo... No, ci dobbiamo dare un obiettivo. Cioè, il campionato finora è stato mediocre, è inutile girarci attorno. 1,46 di media ti bastano per evitare i play-out, va bene, per capirci. Devi alzare l'asticella. Alessandro, onestamente il quinto posto credo che sia forse, diciamo, l'obiettivo realistico. Se riesci a tenere la media almeno di 2 punti a partita, secondo me può arrivare anche al quarto posto. Ma cosa ci cambierà? No, ci cambia, salti il turno preliminare del girone,
chiaramente è una trappola. Se tanto mira tanto, visto che la trappola è tutti i playoff, ce ne siamo accorti. Sì, ma 2 partite in più in un contesto di un lasso di tempo così circoscritto qual è il playoff possono avere il loro peso. Allora ci fermiamo. Volevo dire solo una cosa. Dobbiamo fermarci. Alessandro. Provate a immaginare questa squadra con Stoppa e Dal Monte a sostegno della più che immaginarlo vorremmo anche vederlo. No, per Jimenez, Stoppa, Dal Monte, cioè già la qualità cambia. Esatto, pubblicità e dopo andiamo dai cugini. Allora, torniamo a corner, torniamo dai cugini per concludere la rassegna stampa intanto. Sì, ci sono 4 giornali, quindi bando alle chianche e cominciamo proprio col chianchiere dello sport che intitola A Monopoli finalmente si arriva a Parco della Vittoria. Il Catania vince a Monopoli nonostante non acquisti proprietà terriere, non stipuli nuovi contratti e peschi sempre la carta imprevedibilità infortuni. Quello è una costante. Sì, almeno 2 carte a partita. Passiamo a Come mano lei. Allo Sheraton Hotel di Milano il vicepresidente Grella, intervistato sul calciomercato, ha evitato di rispondere alle domande, tirando dritto col suo sigaro senza calcolare nemmeno di striscio gli intervistatori. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Scusa, chi era questo? Era un giornalista. Comunque. Ha fatto bene, al minimo un ministro. Scusa, ma almeno questo di educazione. No, giusto. Da ministro Passiamo al resto del librino invece, che titola? Da Jango e Usali a sapore di sale, Gino De Paoli le canta al Monopoli. Il neacquisto del Catania suona dopo manco 2 minuti e dà il là alla vittoria contro la capolista. Vi ricambiate? Sì. Come mano lei? All'uscita dello Sheraton Hotel di Milano, il vicepresidente Grella si è trovato di fronte a una vecchietta che lo ha implorato ad aiutare a attraversare la strada, ma il dirigente l'ha evitata tirando dritto senza degnarla di uno sguardo. Ha fatto bene. Allora è vizio, ma è vizio allora. Ma questa vecchietta che attraversa una strada, ma che vuol dire? Ha fatto bene. Basta. No. Passiamo all'Osservatore Paesano invece, questo quotidiano sportivo religioso che intitola Vittoria in trasferta, sparami i bummi, dozzi. Sotto invece c'è la confessione di padre Cillitta che dice come umano lei. All'uscita dello Sheraton Hotel di Milano il vicepresidente Grella ha avuto la visione dell'arcangelo Gabriele, il dirigente l'ha però evitata tirando dritto senza degnare di uno sguardo. Giusto. Ma è l'arcangelo Gabriele. Neanche la regina. Cosa sono queste entità celestiali che si presentano? Ma poi c'abbiamo signoruzzo. Giusto non salutare, è giusto così. Passiamo invece, chiudiamo col Fortino Today che intitola Con De Paoli e Ierardi torniamo a fariardi. Una squadra aspetta e esperta torna a vincere in trasfetta, finalmente. Sotto invece abbiamo le news del direttore Lattuca. Come umano lei di nuovo. Come umano lei. All'uscita dello Sheraton Hotel di Milano il vicepresidente Grella si è trovato di fronte all'ex direttore sportivo Pablo Cosentino. Questa volta il dirigente non ha tirato dritto, ma si è fermato a salutarlo, scambiando con lui qualche parola e condividendo reciproci consigli su come gestire un club. Stavolta sì. Stavolta ha fatto bene. Con Pablo Cosentino. Proprio con lui. Tra colleghi. Vabbè, abbiamo finito ragazzi? Sì. Grazie. Allora, torno di nuovo dalla nostra Giulia con i messaggi. Salvo scrive: buonasera, molte squadre di vertice hanno cambiato volto, speriamo che il Catania con la continuità del gruppo sia la carta vincente. Questo invece è un consiglio che danno: dalla prossima stagione la trasmissione dovrà finire alle 23, così Patanè avrà il suo spazio e tempo, e ce lo scrive Piero da Furci. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lentamente lavorando. Ma c'è anche il rischio che succeda quello che abbiamo visto in aereo. Ah sì, sicuro. Esatto. Probabile, se torniamo dopo 6 ore di volo. Lì è il riposo del guerriero. Lui quando è in trasmissione non si addormenterebbe mai. Piero invece scrive: se il Catania ha il quinto attacco e la settima difesa del girone C, è azzeccato il mercato fatto tanto criticato. Gli infortuni sono una storia a parte. Nel gol dell'1-0 del Catania, secondo me il portiere sbaglia a causa del cattivo rimbalzo del pallone. Che ne pensate, Giovanni da Catania? Sì. Già l'abbiamo detto. Il corallo è prezioso. Questo ragazzo deve giocare di più perché ha qualità. Lo scrive Santo 57. Una partita degna del nome di Catania. Dai ragazzi, le prossime 6 partite sono abbordabili. Rialziamo la china, l'amico della Scala.
Antonio, buonasera, la vittoria di ieri speriamo sia l'inizio di un nuovo cammino. Mi chiedo perché bisogna analizzare i nostri gol con eccessiva critica quando a noi segnano in modo rocambolesco. Speriamo di aver dato una svolta decisiva alla stagione. Nikita Camporotondo. Presto per dirlo. Però ci speriamo. Un ultimo messaggio, Giulia. A tutti. Questo Catania non lo capisco, peccato dei punti perduti. Benny e forza Catania, c'è sempre il rammarico. Allora, ripartiamo adesso dalle grafiche, ripartiamo adesso dalle pagelle e così chiudiamo il cerchio sulla partita di ieri e possiamo cominciare a pensare alla prossima. Da cosa ricominciamo, Giulia? Dal migliore. Come al solito dal migliore. Vediamo chi è stato il migliore della partita che si è giocata ieri ed è stato proprio lui, Mario Gherardi, con voto 7. Nel remake di Fiorentina-Inter 3-0 citata da Toscano alla vigilia, il centrale milanese interpreta la parte di Luca Ranieri, quella del difensore con licenza di segnare. Lo fa con un'incursione di prepotenza, in cui segue a tempo la traiettoria disegnata dalla perfetta sponda di testa di Inglese. Dietro soffre il giusto e raramente sbanda. Vediamo anche la classifica, no la classifica, scusate, la pagella. È sempre una classifica, non hai sbagliato Giulia. Ed è proprio lui, iniziamo dall'allenatore toscano con voto 7, 6,5 per Dini, 7 per Gherardi, 6 del Fabbro, 6 anche per Allegretto, 6,5 Guglielmotti, 6,5 De Rose, 6 di Tacchio, 5 Raimo e 6,5 Anastasio che prende il suo posto. Voto 6,5 invece per Jimenez, De Pauli e anche per Corallo che lo sostituisce e anche per Inglese. Quindi una sfilza di 6,5. Sai che non le mando a dire. Ho chiesto a Toscano, la prima domanda è come mai non avesse creduto di più di Gherardi. Sì, perché ricordiamoci pure che Gherardi è da 2 mesi circa che faceva la muffa in panchina. L'ultima da titolare risaliva a metà dicembre, 2-0 sconfitta interna col Potenza. No, puoi aver sbagliato una partita, ma non significa che butti via un giocatore. Evidentemente, la stessa domanda l'avevo fatta a Gherardi prima, evidentemente ci sono stati 2 mesi entrambi per chiarire alcuni aspetti che evidentemente poi hanno ricondotto l'allenatore a rimettere in campo Gherardi, che ha dimostrato subito di essere quel giocatore che ci ricordavamo all'inizio del campionato, al netto di alcune sbavature. Sono storie di campo come quella di Guglielmotti, si somiglia molto, no? Cioè Guglielmotti a un certo punto era l'ombra, il giocatore ammirato a inizio stagione. E adesso torna ad essere. Evidentemente anche qui l'allenatore deve essere bravo a entrare nella testa del calciatore di turno e capire perché è calato il suo rendimento e che cosa può fare per riportarlo a quel livello di competitività. Ieri ci sono stati 2 giocatori, guardando sempre i numeri di quelle campetto delle pagelle. Esatto, il campello delle pagelle, che hanno giocato con i denti stretti, e correttamente Alessandro hai dato un voto importante, e mi riferisco a De Rose e mi riferisco a Jimenez, 2 giocatori che non erano ieri al 100% della loro condizione fisica. Si è visto per De Rose che ha stretto i denti e in tutto questo molto ha fatto di Tacchio nel supplire a quelle che erano i ritardi di De Rose, ce ne siamo accorti durante la partita. Jimenez, che nonostante non stesse bene, in condizioni perfette, ha lanciato 2 volte e riesce ad essere uno di quei giocatori determinanti di questa squadra. Abbiamo sempre a volte sottolineato sia i pregi che i difetti di dirigenti, di squadre, di giocatori, di tecnici, ma ricordiamoci che questa squadra, questa dirigenza ha portato a Catania un giocatore come Jimenez che ci invidia noi. Devi sapere, Angelo, che Carlo è un'officina di contatti con tutti i tecnici d'Italia. Il lavoro che fa deve essere normale, così, no? Ma lo chiamano da tutte le parti, e tutte le volte che poi durante le nostre lunghe trasferte gli sento rispondere al telefono, dice sì, lo so che è un giocatore di un'altra categoria, lo sappiamo, perché ovviamente è un ragazzo che ho osservato da formazioni importanti, da squadre importanti, ed è un privilegio che lo abbia individuato il Catania. È preso a titolo definitivo, attenzione. Mentre, per dirla tutta, giocatori come Castellini o Beters fanno parte della gestione di uno che per me rimane un buon direttore sportivo per la Serie D, che è Antonello Laneri,
al quale il Catania deve l'individuazione di un paio di profili importanti tra questi Castellini, preso così un sacco di... a zero. Esatto, preso a zero e rivenduto... Peters preso a zero. Preso a zero, rivenduto probabilmente a più di 1 milione di euro, perché comunque il prestito è a titolo oneroso. No. Tutto il pacchetto con riscatto vale 1 milione, compreso il prestito oneroso. Allora, facciamo così, siccome abbiamo meno di 2 minuti prima della prossima sosta, vorrei sentire intanto i cugini, ci fanno la loro, che è, top 5? Sì. In teoria sarebbe top 10. In teoria. Se Allora, riusciamo a fare una top 5, così accorciamo i tempi. Se ci... top 15. 15. Ormai è fatta, è poco, dura poco. Esatto. Vabbè, dai, 2 minuti prima di andare in pausa. Basta. Vai. Al 10° posto della pagina Catania FC, il Catania rivolge i migliori auguri di buon compleanno. C'è in vista Gregorio Luperini sulle immagini di Happy Birthday. Alfonso Criceffa, il mitico, dice: da quando è fuori non ha avuto manco tempo di tagliare i capelli. Sì, è vero, è vero. All'8° posto alla pagina, al al 9° posto alla pagina Catania FC. Dopo il primo tempo? Dopo il primo tempo Davide Franco commenta: i 2 momenti più belli visti finora sono la clip sulle bellezze artistiche della ridente Monopoli nel pre-partita. Vero. E la seconda cosa è Raimo che ha il piede incassato nell'olio esausto. Shit, Mr. Incredible. Grande, sì, sono state due grandi citazioni. Devo scusarmi con Raimo, effettivamente. Sì. Dopo siamo bravi tutti. Esatto. La partita, Riccio agonistico che è pazzesco e mi è scappato. Dobbiamo andare veloci, non permettiamo a Padre di intervenire. All'8° posto c'è il welcome ad Andrea De Paoli del Catania. Giuseppe Sciuto lo paragona a un grande bomber del passato, cioè a Andrea Margheritoni della Marchigiana. Al 7° posto, campione dentro, ma soprattutto fuori dal campo. Sì. tutto Calcio Catania, la pagina Calcio De Paoli, Giuliano Bertotto del DS Fracchiolla. Non è la battuta, E già fa ridere così. Ragazzo di qualità negli ultimi anni ha pagato vicissitudini fisiche. Rosario Lopez scrive: all'ospedale Canizzaro piace questo elemento. Sì, mi piace tantissimo. Al 6° posto nella pagina Catania FC abbiamo 4 foto del riscaldamento e Luca Giuffrida: ci sono più foto in questo posto che panchinari. Sì, alla fine. Al 5° posto, comunicato stampa, il Catania Football Club rende noto di aver sollevato il signor Giuseppe Scudo all'incarico di collaboratore della tecnica del dipartimento femminile. Riccardo Pirano dice: ecco chi è colpevole dei risultati della prima squadra maschile. Ora si è capito ora. E non solo, del mercato da 2 anni. Però lui è responsabile. Salutiamo al quarto posto dalla pagina Catania FC, Catania Monopoli 0-1, Suso in vantaggio con Andrea De Paoli. Carmelo Cappello scrive: vai me frati, con questa grandissima immagine Gino De Paoli. Grande. Al 3° posto invece, sempre alla pagina Catania FC, abbiamo Alessio Castellini dal Catania al Pisa. Ci sono soltanto 839 messaggi, tutti positivi. Ci commenta Andrea Rapisardi: ma lo sai che attraverso la cessione di Castellini riusciamo ad avere la metà di Rolando Bianchi? Sì, c'è un giro tutto che hanno fatto. Ok. Al 2° posto ci sono gli highlights di Monopoli Catania 1-2, e sempre Alfonso Criceffa ci dice: al gol di Gerardi mi feci cittare fuori da condominio. Allora consigliamo una villa singola. Ce l'aveva salvato. Ma al primo posto? Concludiamo al 1° posto dalla pagina Catania FC, sempre welcome Andrea De Paoli. Piero Pulvini scrive: Mare De Paoli, non mi farei perdere tempo, dimmi chi ti role. Esatto, subito così mettiamo le cose in clima. Esatto. Grazie, noi ci fermiamo, torniamo fra poco, così vediamo il calendario, il prossimo avversario e i messaggi da casa. A fra pochissimo. Ultimo segmento di corner, mancano 10 minuti alla fine, tornerei per un paio di messaggi da Giulia, poi facciamo il calendario e il prossimo avversario. Andiamo da Giulia. E io parto subito con una domanda per voi. No, Giulia, no, così no. Così no. Sì, perché abbiamo se finito. Chiedono, vabbè, Allora abbiamo finito. Sì o no, comunque, SK. Entro il 17 febbraio, se Turris e Taranto non saldano, verranno radiate. Il Catania guadagnerà punti sulle prime in classifica eventualmente? Sì. All'andata ha pareggiato a Torre del Greco e ha vinto a Taranto, quindi diciamo non è un saldo pienamente positivo l'eventuale radiazione. Ne perde 4 perché i 3 punti vengono tolti, vengono azzerati, Sì. il pareggio bisognerebbe comprendere poi nell'ottica invece Tutte le altre squadre che stanno davanti al Catania, il saldo di questa eventuale esclusione. Premetto che è uno scandalo che questa cosa continui così.
perché veramente è un valzer tutto italiano, non è un valzer Ma lo viennese. diciamo da anni. Le licenze federali come le concedono a inizio stagione? Questo bisogna chiedersi. Perché, Bisognerebbe capire. perché Posso dire che- delle società in questo grave stato di difficoltà finanziaria è ovvio che già a giugno, quando presentano la domanda per ottenere la licenza federale, non hanno degli indicatori incoraggianti. Ho il dente avvelenato e dico che il Catania venne radiato per molto di meno. Vabbè, quella Perché- fu una faccenda politica. E che questa Catania non venne radiato, No, attenzione, non venne perché il radiato. Consiglio di Giustizia Amministrativa poi mise i puntini. ha rimesso le Esatto. cose in chiaro. Allora c'era sempre quell'avvocato in Grassia che salutiamo. Salutiamo. Assolutamente sì. Ma per molto meno non ci hanno fatto fare un campionato, ci hanno fatto ripartire nuovamente da Dall'eccellenza. zero e oggi vediamo questo balletto così intrepido tra due società che non pagano, non fanno, falsano in realtà il Assolutamente. campionato perché giocano con le seconde e le terze squadre e le perdono, poverini, tutte quante, e nessuno interviene. E che domani le possano poi definitivamente dire game over, avranno fatto... Però saremmo arrivati già praticamente Esatto. quasi a primavera. Avranno fatto ancora di più male di una Sarebbe cosa l'ennesima vergogna esatto, evidente già, era già evidente al mese di novembre. Allora, vediamo di nuovo Giulia. A giugno. Ma senza domande, Giulia, perché dobbiamo fare ancora il calendario e anche il prossimo avversario. Marco 67, grande professionista, sempre presente, sempre in piena salute, inglese. Attacca e difende con cuore e umiltà, merita una statua d'oro, dai Catania. Giusto. Si parlava di una sconfitta già annunciata e invece bisogna avere una mentalità combattiva partita per giocarsi il tutto per tutto con il coltello in mezzo ai denti. Ce lo scrivono da Roma. Poi, dobbiamo constatare che la vittoria di ieri è stata una bella occasione, ma sicuramente è un viaggio di cui dobbiamo fare un tesoro, adesso sino alla fine del campionato. Ciò che accade sarà sempre un piacere. Maurizio 61. Buonasera, non ricordo mai tutti questi infortuni dei portieri, posso capire altri ruoli, ma per i portieri lo trovo poco comprensibile. Comunque Faroni decisamente meglio di Dini, da Vittorio. Betters non è... Betters rientra traumatico, a marzo. È stata una circostanza incredibile, perché durante un allenamento, nel rientrare a ritroso verso la porta, aspetto traumatico, non è stato un aspetto un pallone vagante all'interno dell'area di rigore, lui ci ha messo il piede sopra e si è L'ultimo messaggio. infortunato Va bene, seriamente. l'ultimo messaggio di Maurizio. Mi mangio le unghie guardando sto Monopoli capolista, ma siamo seri, se questo è il livello basta un filotto per andare in testa. Forza Catania, appunto da Maurizio. Guardiamocelo, andare in testa. Grazie Giulia. Allora ripartiamo adesso con le grafiche, vediamo il calendario che attende il Catania da qui, diciamo, all'8 di marzo. Gare, sì. Eh sì, la prossima partita è proprio domenica 16 febbraio, ore 17:30 contro la Casertana. Domenica 23 febbraio, ore 15, Team Altamura contro il Catania. Domenica 2 marzo, ore 15, Catania-Foggia. E sabato 8 marzo, ore 15, il Latina incontra il Catania. Questo è il calendario. Io devo dire l'unica cosa stonata che vedo questo 17:30, che è un orario inconcepibile, soprattutto la domenica, perché è un orario la partita si gioca la domenica alle 15 oppure la facciamo in notturna, che è la cosa migliore. Questa è la mia idea personale. Come se per tornare da Bari devi fare scalo a Roma e devi tornare a Catania. Cioè, cosa vuoi dire, che hai fatto questo? Però la similitudine Ha sempre un motivo per dire qualcosa. Ti sequestrano pure e ti sequestrano pure il bagaglio e lo perdono anche Pensa, a Roma. ti avessero sequestrato. Esatto. Allora, vediamo il prossimo avversario. Sì. Materiale esplosivo che non abbiamo ovviamente depositato nella. Ma io dico che cos'era il direttore generale del. Lo salutiamo. Salutiamolo. Direttore Scipione. Salutiamo anche l'ufficio stampa del materiale esplosivo. Intanto un aggiornamento: ha segnato il Cerignola a Caserta, il gol di Ascic al 78esimo. Siamo a 7 minuti alla fine. Se la regia al volo ci fa vedere la classifica anche non non è aggiornata, ma lo diciamo noi, questo significa che il Cerignola si stacca dalla Monopoli. Ecco.
e prende insomma un discreto vantaggio su Avellino e Benevento, più 5. Quindi comincia a diventare una cosa. E allora domenica gioco con la particolarmente Turris e vi confido un segreto a questo punto pubblicamente: se così finisce la partita, quelli che siamo qui più Angelo Pandolfo siamo tutti ospiti di Peppe e Raffaele, ma devi andare a Cerignola, che è un posto. Ma siamo ospiti nel senso. Siamo ospiti a cena. da Peppe e Raffaele, ma devi andare a Cerignola, che Il campionato finito si può fare. devi andare e devi stare 3 giorni devi resistere 3 giorni a Cerignola. Questa è la penitenza che devi fare. Vabbè, si può fare, dai. Gente però simpatica, ma Salutiamo Peppe Raffaele intanto, magari ci rivedrà in replica nelle prossime ore. Vediamo il prossimo avversario. Chiaramente non teniamo conto della partita che la Casertana in questo momento sta disputando con Cerignola. Andiamo, Giulia. Andiamo a vedere il prossimo avversario che, come abbiamo già visto, è proprio la Casertana. Che ha avuto 25 giornate di partite giocate con 5 vittorie, 12 pareggi, 8 sono state le sconfitte, 24 i gol fatti e 27 i gol subiti. Nel girone di andata il Catania ha vinto contro la Casertana per un risultato di 1-3. Il rendimento esterno della squadra: sono 12 le partite giocate con 3 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, 15 gol fatti e 14 subiti. I migliori marcatori sono 3 gol di Carretta, 2 gol di Bianchi, 2 gol per Bunino e 2 gol sempre per Vano. Quello che mi viene Due considerazioni. una considerazione che Numero di pareggi. ha subito più gol in casa rispetto a quelli che ha subito fuori casa. Intanto la cosa che mi è venuta subito. Intanto tendenza proprio evidentissima al pareggio. Ben 12 pareggi su 25 e anche partite. oggi che stava pareggiando fino a pochi minuti fa. E poi il rendimento esterno è paradossalmente migliore di quello interno, perché ha fatto fuori casa 15 punti sui 27 in totale che ha conquistato in questo campionato, quindi 15 con 12. Alessandro, di questo campionato, se ci fai caso, perché sia l'Audace Cerignola sia anche il Monopoli sono squadre che si sono espresse meglio in trasferta che tra le mura amiche. È come se ci fosse davvero una specie di cappa ad esprimere tutto il potenziale tra le mura amiche. Però posso dire che è una squadra che, al netto di quello che può evocare Catania-Casertana, Casertana-Catania, sono state sempre partite tiratissime e quindi l'aspetto emotivo può essere importante dall'una e dall'altra parte. Sul piano tecnico sono 2 squadre che, come ieri, prima dell'inizio della partita, ci spiegava e ha detto pubblicamente Carlo Breve, guardiamo le formazioni, no? E non guardiamo la classifica, guardiamo la formazione del Catania senza guardare la classifica, guardiamo quella del Monopoli senza guardare la classifica. Chi è la prima in classifica tra le due? Angelo, ma il problema non sta nei nomi, il problema sta in quello che fai sul campo. E adesso, sperando che Cerignola Docet questo inizio abbia di campionato per il Catania, che all'esito di un calciomercato che ha scombinato tanti piccoli equilibri e anche tante piccole storture all'interno di questa squadra, ci sia la consapevolezza di giocare anche per una piazza, perché il giocatore gioca per se stesso, il giocatore non gioca quasi mai intanto. Io volevo sentire Carlo sulla Casertana, prima di... chiaro. Peraltro è una squadra in sofferenza. Il vice di Pavanel è Michele Zeoli, che torna. Stavo proprio a per Catania. dire questo, magari ha un piccolo vantaggio perché Zeoli conosce benissimo la realtà di Catania e può incidere sulla preparazione della partita, ma la differenza di valori è veramente tanta e il Catania arriva adesso bene con questa vittoria che può essere da volano per il proseguo. A proposito di questo, così volevo capire cosa ne pensate. Il Catania recupera dalla squalifica Frisenna e Quaini. Sì. Abbiamo detto degli indisponibili, abbiamo visto quel lungo elenco, difficilmente ci sarà qualcuno arruolabile per domenica, forse stop. Su queste disponibilità per domenica, Quaini, Frisenna, ritenete che possano essere funzionali a dei cambiamenti dell'11 che abbiamo visto ieri oppure no? Se l'11 che ha vinto a Monopoli sta bene, non credo cambi nulla, mister Toscano. Unico dubbio. Avere Frisenna, diciamo,
che può dare un po' più di intensità a centrocampo, magari se vuole dare un turno di riposo a De Rose, che magari è un attimino affaticato, potrebbe giocare Frisenna. Io farei giocare Frisenna nell'ultima parte di partita, Solo perché per alzare il ritmo, ha freschezza e quindi potrebbe dare qualcos'altro. E Corallo dall'inizio? Corallo all'inizio probabilmente no, perché caricheremmo questo ragazzo di una responsabilità che ancora probabilmente, diciamo sempre che Se sta bene De Paoli è giusto che giochi De Paoli. ha fatto un gol, si è presentato dopo 119 secondi a fare il gol, ma chi se lo doveva sognare? Basta. Abbiamo finito anche noi. Grazie Giulia, Grazie non c'è possibilità più di tornare da te per i messaggi. Grazie anche ai cugini. Ciao. Grazie, alla prossima lunedì prossimo. Grazie ad Alessandro Vagliasindi, buonasera. Angelo Grazie a Patanè, voi. Carlo Breve. Grazie Angelo, buona serata. Devo ricordarvi che fra pochissimo rivedrete la partita di ieri tra Monopoli e Catania integrale, la differita integrale, con il commento di Angelo Patanè e Carlo Breve. Noi con Corona torniamo lunedì, ma intanto diretta stadio, intanto arriva domenica alle 17 perché la partita è alle 17:30, prima ci sarà preview nella giornata di venerdì a partire dalle 14:30. Per oggi abbiamo finito, grazie a tutti, una buona serata.